Questo Natale, che ci vede molto impegnati sul fronte del Covid nella seconda ondata, vede anche l'arrivo presso il comitato nostro di due grandi doni che sono stati messi sotto l'albero. Due nuove ambulanze, una che sarà dedicata al SUEM e una che sarà dedicata invece ai trasporti sanitari di lunga percorrenza. Due mezzi che giungono da donazioni di fondazioni, una è la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il secondo mezzo arriva da donazioni di privati, la famiglia Ravagnan e il centro Tara Citamani della città di Padova. Questi due mezzi arricchiscono la flotta del comitato sia sul fronte dell'emergenza che sul fronte dei trasporti sanitari e ci mettono nella condizione di essere sempre più efficaci ed efficienti nel servizio che facciamo alla nostra comunità. Questo è un momento di particolare emozione con la consegna di questa ambulanza a cui abbiamo contribuito a nome di tutta la nostra famiglia, dedicandola ai nonni e a tutta la generazione che è seguita. Siamo orgogliosi di aver potuto dare un aiuto, di essere presenti soprattutto in questi momenti di particolare necessità. La Fondazione Cariparo ringrazia la Croce Rossa Italiana, in particolare il professor Muraro, ritiene che questo sia uno degli strumenti più importanti in questo momento grave di epidemia del Covid. Dà risposte precise, puntuali, efficaci. Sicuramente un automezzo così ben allestito potrà essere ancora più di aiuto e di supporto a tante situazioni che si stanno presentando in maniera estremamente grave. Quindi è un servizio alla cittadinanza per una città come Padova, che ha saputo in questo periodo e anche ci auguriamo nel prossimo periodo a mantenersi in forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e private, dove la Fondazione Cariparo ha saputo essere un elemento importante di aggregazione e di sostegno concreto in modo da favorire un più ampio ed efficace aiuto alla popolazione. Diamo tutti per scontato che la Croce Rossa c'è e per cui nessuno si preoccupa. Non riusciamo a renderci conto quanto importante è. Ce ricordiamo solo nei momenti di emergenza, sarà bene ce lo ricordiamo sempre. Fa parte delle istituzioni fondamentali per la nostra comunità. Senza di loro saremmo veramente in guai.